sta arrivando in questo istante il presidente Bolsonaro. Lo vedete, si sta avvicinando al... Sì, adesso si sta... Eccolo qui, ha giubbotto blu, senza mascherina. Mezzogiorno e pochi minuti, l'arrivo di Jair Bolsonaro a Villa Veneranda Arca del Santo ad Anguillara Veneta segna l'inizio della contestata visita del presidente del Brasile in Veneto, dove è arrivato per ricevere la cittadinanza onoraria dal piccolo comune della Bassa Padovana che diede i natali al suo bisnonno. Il presidente, cogliendo di sorpresa tutti, si avvicina alla folla di sostenitori che fin dalle prime ore del giorno si sono messi in paziente attesa. La gran parte brasiliani, alcuni italiani, tanti bambini. Ad un certo punto qualcuno viene ammesso all'interno della villa. Per Bolsonaro nessun passaggio in comune, ancora imbrattato dopo il raid vandalico di venerdì, né nella chiesa del paese dove dalle 9 alle 11 c'erano 200 manifestanti a contestarne la visita, tra di loro anche una rappresentante del Partito dei Lavoratori Brasiliani e un consigliere d'opposizione di Anguillara. Dare un'onorificenza a una persona che con la propria politica, che con le proprie azioni e le proprie affermazioni si mette di traverso la Carta Costituzionale è un controsenso. Faccio presente che a queste nostre osservazioni il sindaco ha risposto che non avrebbe risposto. Cosa rappresenta per i brasiliani Bolsonaro? Allora, la negazione. Bolsonaro rappresenta la morte. La parola è questa. È proprio una persona che semina l'odio. Bolsonaro, accompagnato da un paio di ministri e dal figlio Carlos, dentro Villa Veneranda Arca del Santo, ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Alessandra Buoso, ha detto di essere emozionato e ha ringraziato dell'accoglienza, ma la contestazione da Anguillara si è spostata a Padova, dove nel primo pomeriggio ci sono stati scontri con i centri sociali. Il presidente voleva visitare la Basilica del Santo, ma la visita è saltata.